Si riaccende la polemica sull'organizzazione della polizia locale a Bassano. Anche secondo il difensore civico così non va e il consigliere regionale Finco torna ad attaccare il sindaco Cimatti. Ministero dell'Interno, Ispettorato della Funzione Pubblica e adesso anche il difensore civico. Cos'altro serve al sindaco Cimatti per mettere in regola una polizia locale ancora fuori legge? Il consigliere regionale Nicola Finco rinnova il monito, forte del terzo parere contrario all'operato dell'amministrazione. Quello del difensore civico del Veneto, appunto, ultimo in ordine di tempo a sancire che il corpo dei vigili urbani deve essere autonomo da ogni dirigente amministrativo e soggetto solo al primo cittadino o a un assessore. Gli altri due pronunciamenti, denuncia Finco, sono rimasti lettera morta. Gli agenti sono stati semplicemente traslati alle dipendenze del segretario generale. Impossibile, a detta di Cimatti, nominare un nuovo dirigente che sovrintenda la polizia locale per ragioni di costi. Un falso problema, secondo Finco. Basterebbe organizzare il corpo in modo autonomo sotto l'attuale comandante, senza indennità aggiuntive. In questo caos, attacca l'esponente leghista, la polizia locale è allo sbando, i baristi pagano una vigilanza privata, in centro succede l'impensabile e in pieno giorno il mercato è invaso da accattoni molesti. Se fosse chiarita l'organizzazione dei vigili, conclude il consigliere regionale, magari si potrebbe dare una direttiva politica che contrasti i fenomeni indecenti per una città come Bassano. Era al volante della Renault Clio